cioè alla fine riflettendoci un attimo su, tu a Sanremo hai Fedez, Tony F, non hai Sal da Vinci. Ma che schifo. Bisogna avere il coraggio di dire: non l'abbiamo mai fatto. Putin in Siria ha sconfitto gli Stati Uniti, la NATO e l'Europa, e Putin ha già vinto in Ucraina, ci ha già sconfitti. Sì, raga, comunque un grande, cioè lui li ha fatti prendere una strizza tutta. Dai, metti la legge marziale, manganelliamoli un po' e poi track, revocata, via. Spettacolo. Secondo me ha guadagnato più consenso così. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, qui con voi. C'è sempre, ahimè, Gazzi insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. Al buon Vittorio Le Donne. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E che dire, è stata una settimana molto intensa, no? Esatto. Sotto tutti i punti di vista. Anche molto bella, molto bella, poi dipende una come la vede, però sono successe tante cose. La cosa più importante Sì. però è chi magari ha quell'applicazione sa perché è importante. Apple Music? No, è il Wrap di Spotify. Assolutamente sì. Sono usciti gli artisti, però di questo ne parleremo dopo. Oh no, parliamone subito. È l'argomento più importante della settimana. Però, tanto non infatti, sono successi colpi di stato, rivoluzioni. Proprio perché è importante, lo lasciamo un po' più là. Esatto. E anticipiamo delle notizie che subito col tema caldo, sulla Siria. Sì. No, ma prima ancora della Siria, cosa è successo in Corea del Sud? In Corea del Sud questa settimana è successo di tutto e di più. Perché è stata applicata la legge marziale da un momento all'altro, sì. Dove i soldati poi hanno bloccato il Parlamento. C'erano leader dell'opposizione che addirittura hanno cercato di scavalcare i cancelli per entrare in Parlamento. Giga Chad assoluto. Ma no. Perché? Perché il presidente, poi correggetemi, ha deciso, Yoon, per evitare l'impeachment, ha deciso di, da un momento all'altro, ha detto applichiamo una legge marziale, giusto anche per risalire nei consensi, e insomma ha applicato questa legge marziale. Scene apocalittiche inimmaginabili in un con paese, i parlamentari che provavano a entrare in Parlamento ma glielo impedivano. E questo ha lasciato un po' allibiti tutti gli attori internazionali, perché nessuno, o meglio in pochi, comunque si aspettavano un epilogo del genere, no, assolutamente sì. Erano ormai le 5 del mattino a Seul, ore 21 in Italia, quando l'agenzia di stampa ha comunicato che il gabinetto aveva appena approvato la revoca della legge marziale, dopo che lo stesso Yoon aveva annunciato in un messaggio televisivo che il governo avrebbe tolto lo stato d'emergenza. Il tutto mentre davanti all'Assemblea nazionale centinaia di persone protestavano con diversi slogan e chiedevano l'arresto del presidente. Quando a sorpresa sono iniziate queste ore folli, nella tarda serata del giorno prima il presidente Yoon aveva annunciato in diretta televisiva l'imposizione della legge marziale prevista dalla Costituzione della Corea del Sud, dicendo che lo faceva per sradicare le forze pro Corea del Nord e proteggere l'ordine costituzionale della libertà. Era apparso immediatamente evidente che la Corea del Nord non c'entrasse nulla con questa mossa e insomma Yoon, tra le motivazioni, aveva chiesto anche normative contro la magistratura,
il ridimensionamento del budget, dove però la maggioranza nell'Assemblea nazionale, che è sostanzialmente il Parlamento della Corea del Sud, è del Partito Democratico, che non è quello della Schlein e nemmeno quello di Joe Biden o di Kamala Harris, forse questo è anche un po' meglio, di opposizione al presidente russo. Quindi ci sono state tutte queste aspre diatribe, c'è stato un tentativo di assalto al Parlamento della Corea del Sud, hanno provato a fargli l'impeachment, il Parlamento ha subito votato per revocare questa legge marziale, però insomma il presidente non ha avuto intenzione di dimettersi e l'impeachment al momento non è passato, correggetemi se sbaglio. Quindi insomma ha fatto tutto sto casino e poi... voleva mettere un po' di brivido nella politica interna nazionale. Allora, diciamo due cose innanzitutto. La prima, che in Corea del Sud ha dimostrato che la democrazia è più forte di chi vuole abbatterla. Iniziamo dicendo questo. Secondo, per fortuna non è successo in Italia una cosa del genere, perché altro che i film dei colonnelli degli anni 60 o 70, adesso non mi ricordo bene, Sì. film di Moricelli, cugino, capito, sì. Ecco, perché qui avremmo avuto, mi immagino, un Giuseppe Conte alla guida del governo provare a fare un colpo di stato e mettere la legge marziale con... più o meno ci ha provato. Più o meno ci ha provato il Covid, comunque. Un tentativo velato. Ci ha provato c'è velatamente, stato, però non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, per fortuna. Mentre Draghi invece ce l'ha avuto il coraggio e l'ha fatto. Quindi... No, però... Allora, per carità, anche perché quello lì è stato un ottimo governo di cui ha fatto parte anche la Lega, quindi non diciamo assolutamente nulla di negativo, giusto Gazzo? A parte il super bonus, quel governo è stato ottimo. Abbiamo già una chiamata. Di già. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera a tutti voi ragazzi di Zetta. Buonasera. Allora, mi è venuto un punto di domanda. Il nucleare. Sì. Ecco, è il nocciolo del problema secondo me, perché l'Italia dice che la nuova corsa all'energia atomica, partita industriale cruciale, dico io, nella decarbonizzazione e poi gli sviluppi tecnologici. Sì. Allora, ci vuole dibattito pubblico, secondo me, da portare a termine. Perché l'unica fonte di energia primaria è la conoscenza e le tecnologie d'avanguardia. In quelle nucleari siamo ancora competitivi, mi sembra, ma non bisogna perdere tempo. Vero è che in Italia pendono 2 referendum, ma se le riforme venissero attuate tra pochi anni, il nostro paese, io dico, potrà decidere per il sì oppure per il no. Che ne dite voi? E speriamo che questa volta scelga per il sì al nucleare. E poi termino. Sì. Si saranno fatte le riforme necessarie che avranno reso, spero, il nostro paese più sicuro e l'industria italiana più competitiva. Tutto qua, ragazzi, se mi date una risposta, perché io c'ho noi domanda sulla fronte. Noi siamo assolutamente da sempre favorevoli al nucleare, Senza quindi dubbio, auspichiamo anche noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Non so, la Corea del Sud ce l'ha il nucleare? Penso Sud, proprio, essendo no. uno stato avanzato, ce l'avrà il nucleare, quindi... La Corea del Sud? No, non mi sembra. Sì? No. Vabbè. Credo che ce l'abbia a livello di produzione energetica, ma non credo come arma atomica. Se è produzione energetica c'è come produzione energetica. C'è da dire che poi Va bene che voi democratici USA pensate sempre alle armi, alla guerra. Il nucleare è il miglior deterrente che possa esistere. C'è da dire che poi, al di là di quello che è successo, il giorno dopo questo ha avuto delle conseguenze pesanti in Corea del Sud da un punto di vista economico, dove la Banca Nazionale è dovuta intervenire mettendo tanti soldi, anche delle riserve, e questo è un po' il vantaggio comunque di avere delle banche nazionali che non siano delle banche continentali europee, robe del genere. Io la vogliamo aprire il discorso sull'euro? No, facciamo un po' di cospirazionismo, di sovranismo. Però le banche nazionali servono a questo. Quando c'è una sovranità di uno stato che si rispetta, beata la Corea del Sud che ha la lira, se ce l'avessimo anche noi. Beata la Corea del Sud che ha una sovranità che si rispetta. Sì, beati anche l'Argentina ad avere il peso sargentino, quel cacchio che hanno loro, cioè...
Beata l'Argentina ad avere Milei. Ma loro hanno Milei ora, grazie a Dio, ma prima era abbastanza un inferno sulla terra l'Argentina a livello poi inflazionistico. ognuno ha i politici che si meritano. Poi per non è che il carità, Giappone, che comunque la maggior parte del debito è comunque coperto o dalla banca centrale giapponese o comunque da aziende giapponesi, quindi loro ne hanno un ritorno quando prendono i soldi a quelle aziende con le tasse, quindi è un po' un giochino che fanno loro che gli permette di fare più di stampare più moneta, però di fare anche più debito e però di tenere la situazione sotto controllo. Assolutamente. In Italia avremo la situazione stile Argentina probabilmente in un paio d'anni. Basti vedere cosa è successo prima dell'entrata in vigore dell'euro per vedere, cioè come insomma se messa nelle mani sbagliate la sovranità monetaria può rivelarsi non un'arma a doppio taglio ma unico taglio contro l'economia italiana. Ma noi economisti non lo siamo, non abbiamo intenzione di parlare né di economia né di finanza pubblica né di politica monetaria perché non ne abbiamo le competenze, siamo due giuristi e uno storico, un artista, una rockstar, possiamo dirlo, cugino, una rockstar. Parliamo di argomenti che ci piacciono di più, cugino, ma che cos'è successo in Siria? Allora Gazzola, voglio farti innanzitutto una domanda. Dimmi. Ma Putin in Siria non ci aveva già battuti? Non c'era un noto esperto che in televisione andava a dire praticamente tutti i giorni. Ma di esperti in televisione ne vediamo tanti, leggiamo anche ovviamente tanti. Non ho nulla contro il dottor Alessandro Orsini, non abbiamo nulla, professore, dottor Alessandro Orsini. Abbiamo letto anche tanti articoli di statisti di Repubblica che dicevano che insomma c'era un paese molto forte che durante una guerra che sta avvenendo anche oggi nell'est dell'Europa, questo paese un anno fa doveva resistere ancora 2 giorni perché ormai l'esercito era finito e invece è ancora lì. Comunque, il paese che doveva vincere la guerra in 3 giorni, però per carità, i ribelli siriani gli hanno dato un bel esempio al signor Putin di come si vince una guerra in 7 giorni. È un disco rotto. Facciamo finire il discorso. Il disco rotto. È chiaro che è una situazione delicata, ma è abbastanza ovvio ed evidente che non è che un regime che si è rafforzato negli ultimi può cadere in 2 secondi, in 2 giorni, in questo modo. E soprattutto io rimango allibito a leggere certi articoli di giornali da parte di Repubblica soprattutto, poi non voglio accusare troppo, però insomma esultare quando leggo che c'è l'opposizione islamica, senza dire che però sono gli stessi jihadisti che poi magari ci fanno gli attentati in casa. È un'organizzazione terroristica. Sì, c'è l'ISIS, quindi l'opposizione lì è per la maggior parte, per il 90% è data dall'ISIS, eppure oggi vediamo articoli di giornali nazionali, di testate nazionali che esultano perché questa opposizione ha vinto e tra virgolette ha liberato la Siria. L'abbiamo visto in Libia quando hanno liberato la Libia da Gheddafi, poi cosa è successo? Allora, dopo che Gazzola ha finito di utilizzare lo starter pack del complottista, ma non è che sono complottista, però aggiungo la conclusione che questi paesi sono paesi molto delicati, dove noi non possiamo pensare di ragionare allo stesso modo in cui ragioniamo qua in Italia, qua in Europa, pensando che lì siano paesi democratici, che si possa esportare una democrazia, che ci possa essere un Parlamento molto democratico, perché molte volte la democrazia in quei paesi non funziona perché non sono paesi ma ancora maturi per una democrazia. Domanda numero uno, cioè sia il presidente attualmente in carica, che lo sarà fino a gennaio, Joe Biden, che il presidente eletto Donald Trump hanno detto entrambi che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti nella questione siriana perché non era un loro problema, quindi il discorso della supercazzola dell'esportare la democrazia devo ancora capire da dove esce fuori, perché chi aveva una base militare, anzi più di una, in Siria era il signor Putin, in cui ha preso una bella scoppola dal signor Erdogan, presidente turco. Seconda cosa,
Ma si è Seconda segnato la risposta di ChatGPT No, sulle qui ho note, qui ho ragazzi? una Si è nota che proprio devo leggere. quello che deve No, Ha qui è fatto una un bel nota che copia e devo incolla di leggere quello che deve oltretutto leggere, No, qui è una nota del Comando Generale dei Ribelli Jihadisti di HTS che ha annunciato: è severamente vietato interferire con abbigliamento delle donne o imporre qualsiasi richiesta relativa al loro abbigliamento o aspetto, compreso le richieste di modestia. Affermano che la libertà personale è garantita a tutti e che il rispetto dei diritti degli individui è la base per la costituzione di un paese civile. Direi molto più liberali di Calenda, i jihadisti dell'HTS. Oddio, io Ma non tu stai- posso che dissociarmi da Ma tu queste stai parole. riportando delle cugino. dichiarazioni degli jihadisti e dice no che bravi che sono molto No, liberali io ho questi detto che io ho jihadisti. detto sono più Ma liberali dai, di Calenda, è ma un'affermazione dai, precisa. Stiamo È raggiungendo un'affermazione precisa, ho detto Questo sono è un po' più liberali esagerato. di ma dai, Calenda. ma stiamo raggiungendo dei livelli di pagliacciaggine Terzo che fa punto. paura. Signori, no, dobbiamo andare, No, dobbiamo prima di andare andare con in la pubblicità, canzone. una roba velocissima. Gaz, ti prego, continua a piangere perché stai riempendo le meravigliose rive del lago Duria in cui vi farà un bellissimo bagno. Vabbè, vai con la canzone. Bene, signori, allora, in diretta, direttamente dallo Spotify Wrapped 2024 del sottoscritto, andiamo con la prima canzone, i Depeche Mode con Puppets. Rieccoci su Radio Libertà. Ecco, Ragazzi, Puppets dei Depeche Mode direttamente dallo Spotify Wrapped del sottoscritto. Signori, è arrivato il momento più importante dell'anno, il Wrapped di Spotify. Come è andato il vostro? Cugino, vabbè, il tuo è il Vabbè, il solito. mio è il solito da rockstar, rocker, metallaro, per cui sono piuttosto contento, sì. Esatto. Gaz? Allora, io devo dire che sono rimasto sorpreso. Adesso sto cercando di riprenderlo perché non mi ma ricordo. ce l'abbiamo qua, tranquillo. Ecco, l'ho ripreso. Ecco, devo dire che sono rimasto sorpreso perché negli ultimi 2 anni, Sì. primo in classifica, ho avuto ultimo. Sì, mi piace. Devo dire che mi E te piace. ne vanti. Ultimo e me ne vanto, però quest'anno non poteva essere diversamente perché, o meglio,
quest'anno con i Club Dogo che sono tornati sulla scena, Esatto. non poteva essere diversamente. Beh, quindi allora, prima è anche vero, ti fermo un attimo, Dimmi. che tutti gli Spotify Wrapped sono sempre influenzati dagli album nuovi che escono, certo, oppure se certo. gli artisti organizzano dei concerti, chiaramente se devi andare a sentire un artista in concerto ti prepari un po', riascolti le canzoni, quindi certo i Club Dog hanno pompato, hanno quest'anno- droppato l'album quest'anno nuovo, quindi è sono normale tornati che in tanti... dopo anni e anni, non poteva essere diversamente. Però la vera sorpresa possiamo inquadrare lo e schermo? io non so se esserne fiero, Ma io o fossi in te cosa. ne sarei fiero. perché mai me lo sarei aspettato. Sì? È Joliet al quarto Mamma posto. mia. Signori, Allora- io avevo detto delle assolute e certe origini di Castellammare di Stabia di Ma quest'uomo. no, Però lui ha voluto sempre negare. Lo Spotify Wrapped di quest'anno ne è la conferma. lì ti Strano, inchioda, perché io lì mi ti aspettavo inchioda. che al primo posto del tuo brano top avessi avuto I per me, tu per te. Però... No, perché quello lì l'ha quello no. pompata troppo a Sanremo, quindi non mi è per il piaciuto. resto è dopo febbraio, per il resto... Sì, no, infatti poi la prima... Scusa, ma tu tre l'hai brani visto, top, c'è l'hai visto dal vivo Joliet quest'anno? No, non Io l'ho invece visto. sì. Vedi, A Radio vedi. Italia Live 2024 in Piazza Vedi. Duomo ho visto Joliet dal vivo. Sì, ma il Quindi- bello è che non me ne frega neanche tanto, cioè io mi stupisco come lui possa essere finito al quarto posto, tra l'altro davanti al grandissimo Biagio Antonacci, perché anche meraviglioso. Biagio Antonacci quest'anno è tornato lì sulla Meraviglioso. scena, tanta roba, quinto posto, secondo me immeritato perché doveva essere almeno quarto, minimo quarto, però io non mi spiego Joliet. Ma non tra lo l'altro- so. La canzone è Joliet, quindi. Ma tra l'altro mi ricordo un film, Ultimo però, una perché commedia italiana, c'era la Litizzetto, mi pare, e che il marito le aveva regalato dei biglietti per vedere Biagio Antonacci, e lei però non gliene fregava di meno, e allora era lì al lavoro, da un suo collaboratore gli fa: Ambrogio, a te piace Biagio Antonacci che ho 2 biglietti per un concerto? E lui le fa: a me no, ma al mio fidanzato tantissimo, quindi grazie mille. Quindi no, Gazzo, no, dai, sto scherzando, cioè non sto assolutamente insinuando nulla. No, non ti assolutamente, preoccupare, tanto assolutamente. tanto ormai è così. Però devo dire, minuti ascoltati, 40.000 minuti, l'anno scorso avevamo fatto di più, Sì. ci eravamo impegnati di più. È la Madocina. Però vabbè. Bene, se vogliamo Comunque- mostrare quello di Scogna, che è quello più divertente, è questo qua. Forse, probabilmente il peggiore, cioè Probabilmente riesce a fare il peggiore. peggio anche di Gazzo. Tra l'altro, di solito non si dovrebbe parlare male delle persone Di non chi presenti, assente, però se possiamo inquadrare lo schermo adesso. Poveretto, addirittura inquadrato. Poveretto, esatto. Al primo posto c'ha gli Oasis, poi c'ha Fedez, c'ha Alfa, c'ha Anna Pepe. Gli unici che si salvano forse sono gli Imagine Dragons. Poi come brani top c'ha, vabbè, Spingere del Pagante è un brano di tutto rispetto, devo dire. E poi c'ha Gali, c'ha Alfa con Vecchioni, signori. Vabbè, romantico. Chiudiamo tutto. Scogna romanticone. Gino, alla vogliamo fine. andare con il tuo? Andiamo con il mio, vabbè, il mio è quello che probabilmente è più facile da immaginare, però ci sono delle chicche che devo ammettere mi mettono un po' in imbarazzo. Allora, abbiamo come artisti, ma infatti io sul mio profilo Instagram ho condiviso soltanto gli artisti, perché tra i brani c'è qualcosa. Allora, tra i miei, vediamo. Abbiamo, vabbè, gli artisti top sono, vabbè, Vasco, Rolling Stones, Depeche Mode, che tra l'altro ho visto in concerto quest'anno, Bowie, che non ho visto in concerto quest'anno e non lo vedrò mai, ma vabbè, i Duran Duran che ho visto in concerto quest'anno, e quindi è normale che siano tra gli artisti che ho ascoltato di più. Più che altro la cosa più divertente è la top 5 dei brani più ascoltati dal sottoscritto. Vabbè, Angry dei Rolling Stones come l'anno scorso al primo posto, Vasco con L'uomo più semplice al secondo posto. Al terzo posto devo dire che non me l'aspettavo questo brano. Cugino, commenta tu, perché non voglio io commentare provo perché vergogna. non vorrei insultarti, cugino, cioè non vorrei insultarti per questo brano, dillo tu, io non ho il coraggio di dirlo. Per chi purtroppo non può vedere in video e ascolta solamente la diretta con le orecchie, al terzo posto della mia top dei brani più ascoltati del 2024, ahimè, io non c'entro niente, non so come sia possibile, ho La noia di Angelina Mango. Quindi, Gaz, se vuoi
devo È dire il che momento merita. sputtanation, quindi... No, merita, lei merita, per carità. Ho capito che lei merita, siamo tutti d'accordo che lei merita, però vabbè, poi abbiamo un brano dei Depeche Mode, A Pain That I'm Used To, e poi vabbè abbiamo lei, Mother is Mothering quest'anno, abbiamo la mommy Dua Lipa che annuncio che andrò a vedere assolutamente all'ippodromo Prato Gold, ho preso quest'anno. Bello. E non vedo l'ora, perché chiaramente sono un grande fan di Dua Lipa sia a livello artistico che a livello personale. Personale, se possiamo dire. Vabbè, cugino, manca il migliore. Manca il migliore, tuo, che però è un po' banale, perché sono le canzoni che mandi sempre tu in radio. Banale, sono l'unico intanto che ha degli artisti che sono sotto il milione di ascoltatori su Spotify, quindi sì, vuol dire che qui c'è una ricerca anche. Comunque abbiamo i Queens of the Stone Age ovviamente al primo posto, la mia band preferita, non poteva che essere altrimenti. Gli Alice in Chains, che l'anno prossimo saranno nel Wrapped anche del cugino Marco. Me l'hai fatta scoprire tu e devo dire che al momento mi piacciono molto. Un'ottima band ucraina, caro Gaz, gli Stoned Jesus. Bisogna tornare sempre lì. E ovviamente i fantastici Typo Negative dalla zona di New York. E i Royal Blood, una fantastica band inglese che mischia hard rock, stoner, blues. Ottimi davvero, vi consiglio di seguirli. Se vuoi far vedere anche le canzoni, abbiamo ovviamente Out of the Black dei Royal Blood, No One Knows dei Queens of the Stone Age, che abbiamo trasmesso, Little Sister dei Queens of the Stone Age, Black Number One dei Typo Negative, che purtroppo non possiamo trasmettere in radio perché dura 12 minuti, e la canzone del pasticcino, la canzone dedicata a te, caro Gaz, Make It With You dei Queens of the Stone Age. Fantastica. Non la conosci? Bellissima. No, la conosce perché l'ho messa in radio proprio per lui, apposta, era una dedica a lui. Perché gliel'hai dedicata? Qual è il nesso? Allora, perché il ritornello della canzone fa I wanna make it, I wanna make it with you, every time, everywhere. Basta cugino, basta, abbiamo toccato livelli di trash che in questa trasmissione è rara. Io mi scuso e ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. In questi ultimi 3 minuti che ci rimangono direi di mandare l'audio di Scogna, se possiamo. Lo mando, benissimo. Ecco. Beh, strano, di solito è sempre in tema. Sì. 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 Quanto sia sbagliato il sistema pensionistico in Italia. Voi capite che bisogna, uso un termine brutto, accanirsi sulle pensioni? Giusto. Perché è un paese che investe sulle pensioni e non sulle nuove generazioni, è un paese morto. Senza dubbio. L'Italia, difatti, è un paese morto. Per rinascere ha bisogno di una cosa, di essere distrutto e ripartire da capo. Ma vabbè. Probabile. Poi, piccola considerazione sulla situazione geopolitica. Il mondo è impazzito, è totalmente impazzito, vediamo guerre ovunque, crisi di governo, enti sovranazionali totalmente inutili che hanno come unico scopo quello di assi, e questa cosa io dall'Unione Europea ancora non l'ho capita. Paesi considerati normali fino all'altro ieri hanno un presidente che fa un colpo di stato, impazzisce, chiara la legge marziale, per poi un'ora ritrattare e dire raga, ho sbagliato, scusate, non lo faccio più, e questo viene salvato dall'impeachment. Insomma, il mondo è impazzito talmente, non credo che le cose andranno a migliorare con l'anno nuovo. C'è un posto che
però può considerarsi una sorta di isola felice, un posto in cui le persone la mattina si svegliano, vanno al lavoro, magari sono in mezzo al e imprecano, però vabbè. Però la sera arrivano a casa, accendono la televisione, guardano un cinepanettoni con Massimo Boldi che scoreggia e sono a posto. Quel posto ovviamente è l'Italia, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. Buona serata a tutti. Mamma mia, che insomma, che positività che ci mette Scogna. Beh, allora è arrivato il momento della seconda canzone. Cugino, se la vuoi annunciare tu. Ovviamente abbiamo sì, ce la posso fare, Woodland Rights dei Green Lang. Benissimo. Cugino il microfono. Rieccoci su Radio Libertà. Abbiamo una chiamata, torniamo subito con la chiamata. No, sul più bello. Peccato, sul più perché ci bello. avevano anticipato degli interventi interessanti. Infatti adesso Allora proviamo a richiamare. Sul più bello, tra l'altro, un intervento interessante di estetica, Sì. no? Sì, esatto. Ma non anticipiamo. troppo. Ma va non bene. anticipiamo. Ma ragazzi, allora, come va? Abbiamo parlato del nostro Spotify Wrap, vogliamo andare con una notizietta? Visto che finora non abbiamo detto nulla sostanzialmente, a parte cose geopolitiche. Ci sono delle notizie molto interessanti. Ce l'abbiamo? Benissimo. Buonasera. Sì, buonasera, sono Gianpaolo Bernasconi da Faloppio. Oh, bentornato Giampaolo. Buonasera. Io ci metto sempre la faccia, nel senso che faccio nome e cognome e da dove chiamo, anche se so che in Italia non è una cosa molto intelligente. Lo apprezziamo. Visto i tempi che corrono. Comunque volevo dire, perché dite signorini della Cattolica, che ho fatto anch'io la Cattolica? Questo lo deve chiedere a Vittorio. Vittorio, rispondi tu. Scusi caro Giampaolo, ma lo ha visto? Lo ha visto, è palesemente un signorino della Cattolica, ma anche l'altro. Ormai non lo so, è perché quasi io non più. mi sento molto signorino. Comunque, vabbè, a proposito di questo, poi volevo dire un signorino è Carlo Calenda, nel senso che
ma lui è un figlio di papà Pariolino e quindi io voto Italia perché non riesco a votarlo. Poi, visto i tempi apocalittici, cambiamento climatico, terrorismo nucleare, guerre, Covid e così via, senza togliere nulla a Oriana Fallaci che stimo, visto che siete della Cattolica e dovreste essere sopra la media italiana, leggetevi René Girard, in particolare Prima dell'Apocalisse del 2008, che è un libro molto interessante perché prevede molte cose che sono successe dopo, tra cui l'attacco nucleare russo, perché praticamente parla di una possibile direzione verso un attacco nucleare. Grazie, buona continuazione. Aspetti, signor Giampaolo, volevo chiedere perché me l'ero segnata questa cosa. Prima di andare via, vorrebbe fare un altro appello per caso a questa trasmissione? Di che genere? Perché la prima volta che lei ha chiamato qui ha fatto un intervento meraviglioso chiedendoci di combattere contro i terroni, quindi questa cosa ci è rimasta, ci è rimasta nel cuore. Io sono lombardo al 100%, nel senso che mia madre è Bottinelli, mio padre è Bernasconi, io sono figlio di un artigiano tessile, ho umili origini e mia madre è una commerciante che parla le lingue, ha lavorato anche in un'impresa di import-export, però so benissimo che i terroni vessano i lombardi, l'hanno sempre fatto, cioè, poi lo so che la cosa potrebbe far ridere, però comunque io qua ho avuto dei problemi con i calabresi in provincia di Como con la 'ndrangheta. Ma guarda, chi non ha avuto i problemi con i calabresi in questo paese? No, vabbè. Caro signor Giampaolo, capisce che... Perché ho avuto problemi con la 'ndrangheta. L'andranghetista che mi ha querelato, che mi ha fatto una querela temeraria, Giovanni Angotti della G3 di Alciola, ancora libero. Magari non facciamo nomi e cognomi. Ha avuto un mucchio di condanne, ma è ancora libero, prego. Va bene. No, volevo dire, ragazzi, signor Giampaolo, cioè con uno che si ascolta Geoliege, che come lo si fa a liberare il nord? Cioè, è avvenuto per puro caso. Io mi sono visto in Metallica, mi sono visto i Red Hot Chili Peppers a Zurigo nel 1990. Mi sono visto un mucchio di Slayer, mi sono visto tutti i gruppi della scena hardcore americana, i Madball, gli Agnostic Front, quindi logicamente è chiaro che non ascolto quel tipo di musica. E va bene, va bene. Va bene, la ringraziamo che adesso abbiamo subito un'altra chiamata. Comunque va bene, ci chiami ancora, che a noi fa piacere. Pronto? Abbiamo un'altra chiamata. Sì, pronto? Buonasera, buonasera. Buonasera. A voi due dalla vostra sinistra. Sì. Vedo che siete affezionati alle pensioni. Sì. Avete proprio la faccia da pensionandi. No, beh, quello per fortuna non ancora. È una curiosità, visto che ci mettete la faccia, no? Ma state pensando alla pensione di invalidità per i non vedenti? Beh, adesso, oddio, no, beh, noi per secondo fortuna, me, conoscendo i ci vediamo. Però avete gli occhiali scuri, siete non vedenti? Mi chiedo. Guardi, lei ha ragione, perché anch'io personalmente questa cosa dell'indossare gli occhiali da sole al chiuso l'ho sempre... che vi sta controllando. Guardi, anche ho sempre trovato abbastanza, come si dice? Non mi viene la parola. Guardi, infatti l'età, come giustamente... Rispondo io, cugino, perché tu non ce l'hai. È solamente un puro vezzo estetico. Sì, dicono tutti così, ma in realtà il loro obiettivo è la pensione di invalidità. Quello è abbastanza palese. Si vede due ipovedenti. Ipovedenti, esatto. Ma no, le assicuro che è solamente una questione estetica, non è... E allora dai, togliti sti occhiali che mi fa venire più freddo di quello che fa fuori. Ha ragione. Mi scusi, ma ormai il personaggio... che personaggio? Va bene, buonasera, grazie. Allora, è arrivato un messaggio su WhatsApp, perché ovviamente se volete potete scriverci su WhatsApp, è arrivato un messaggio che dice: non dite cazzate, chi ha lavorato ha pagato i contributi e chi non ha pagato che non deve riscuotere la pensione. Ma su questo siamo tutti d'accordo. Il fatto è che a livello matematico, se tu lavori per 40 anni e poi ne passi in pensione 35, le cose non quadrano. Vuol dire che hai ottenuto molti più soldi di quelli che hai dato, che hai versato. Però non riapriamo il discorso pensioni, andiamo con notizie un po' più interessanti. Allora, assolutamente sì. Allora,
Signori, il cantante dei Village People ringrazia Donald Trump per aver usato YMCA e nega che sia un inno gay, cugino. Ma non ci crede nessuno, dai, ma come fai a dire che YMCA non sia un inno gay? Cioè, è stato l'inno gay per eccellenza nella storia dell'umanità, dai, insieme a It's Raining Man. Ma non diciamo cavolate. Cioè, ma a quanto pare, se addirittura il cantante dei Village People smentisce questa cosa, vuol dire che... Ma sei fatto pure un film con Caitlyn Jenner, dove era ambientato in un gay club e c'era YMCA. Vabbè, qualcosa vorrà dire, cioè... Dai, non diciamo castronerie. Ma no, allora, sapete, vi ricorderete tutti che il presidente eletto Donald Trump ha utilizzato YMCA dei Village People, splendida canzone del 1978, che da sempre è considerata un inno gay, come sua colonna sonora, perché vabbè, oltre ad essere un inno gay, è una canzone molto orecchiabile, molto simpatica, molto divertente. Sì. E adesso il cantante dei Village People interpellato per questa cosa ha risposto no, secondo me cioè YMCA è un inno gay, e anzi ringraziamo il presidente eletto Donald Trump per aver utilizzato la nostra canzone nella sua campagna elettorale, perché ci ha fatto tornare in alto in classifica. E si parla anche che addirittura i Village People potrebbero esibirsi alla cerimonia di insediamento di Donald Trump nel 2025 a gennaio. Questa cosa è meravigliosa, ragazzi. Queste icone gay che cortocircuito, praticamente si schierano nei confronti di Trump, che per il grande mainstream è sempre considerato quello contrario ai gay, cosa che alla fine non è vera, perché cortocircuito. Ma tu basta vedere adesso la faccia di Vittorio mentre dicevi la notizia, ecco, cioè era lì con la gocciolina che non sapeva più che cosa dire, proprio stava impazzendo proprio come stanno impazzendo tutti i democratici americani alla Kamala Harris, certo, eccetera eccetera, che leggono una notizia del genere, si svegliano una mattina, vanno a far colazione, guarda la notizia del genere, viene un colpo allucinante. Sì. Però il bello di Trump è anche questo, perché poi tu non ti aspetti degli endorsement da parte di certe persone, certe aree culturali, ma anche perché addirittura dopo 45 anni YMCA è tornata al numero 1 in classifica di Billboard e al numero 2 credo perché al numero 2 subito dopo, cioè ma al di là è anche simpatico vedere un presidente degli Stati Uniti che è odiato da tutto il mainstream musicale, che però utilizza un grande classico che tutti noi a tutti i matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, estremunzioni abbiamo sentito, abbiamo ballato. Zola non usa Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio ai suoi... Gigi D'Alessio sì, però Nino D'Angelo no, non fa per me. Tu sei più moderno, sei per la neomelodica più moderna. Più Gigi D'Angelo, Gigi D'Alessio. Abbiamo capito, Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, ecco, quello posso ascoltarlo. Poi il resto... O che era il vostro amato Sal Da Vinci, che tra l'altro è escluso da Sanremo. Vergogna. Da Sanremo, io questa me la sono ancora legata. No, soprattutto escluse da Sanremo Paola e Chiara, cioè questa è la vera vergogna. Mamma mia, tra l'altro torniamo all'articolo, quando dico passa il tempo con tutti i ragazzi, You Can Hang Out With All The Boys della canzone, è semplicemente lo slang nero degli anni 70, non c'è niente di gay in questo, ha dichiarato il cantante dei Village People. E poi ha aggiunto, ha anche detto che non gli importa che la canzone sia considerata un inno gay, ma che le false supposizioni sono dannose per la canzone. A partire da gennaio, ha detto, sua moglie farà causa a qualsiasi organizzazione di notizie che si riferisca a YMCA come un inno gay. Ma signori, sottomesso la moglie e quindi deve dire che non è un inno gay, perché sennò la moglie minaccia di lasciarlo. Ma tra l'altro non pensavo che fosse sposato con una donna, io pensavo che i Village People fossero tutti gay, avevo questo ricordo, vedi il pensiero questo unico, Mandela Effect. Vedi il pensiero unico che cosa ti inculca nella mente, quando poi in realtà la realtà, la vita reale è un'altra, cioè quella che descrive Vittorio qua in radio è completamente diversa la realtà, no? Capito? E l'esempio lo abbiamo adesso con questa notizia, o no, Vitto? Cioè la vita reale sarebbe i matrimoni neomelodici? Esatto.
tutta quella roba lì, Che capito? ti piace tanto, insomma, mi hai detto che ne hai frequentati molti. Vabbè, ma non è di che devi andare matrimoni. adesso, non è che devi dire questi Comunque particolari, dai, è comunque abbastanza chiaro, cioè come in ogni coppia che si rispetti, la moglie a casa comanda, porta i pantaloni è giusto, è giusto. e ha obbligato il marito a dire certe cose. Non Ma l'ha obbligato, non penso che l'abbia obbligato, dai. Ma sì, ma sono notizie che non si vogliono dire per aver paura di non risultare abbastanza uomini, però mi sembra abbastanza chiaro che la moglie l'abbia obbligato a dire certe cose, cioè mi sembra evidente. Non penso. Allora, signori, in malattia canta e suona al piano bar. La Cassazione gli dà ragione e annulla il licenziamento. Per i giudici, facendo riferimento all'ansia, patologia di cui era affetto il lavoratore, l'impegno in attività ricreative poteva addirittura giovare alla guarigione. Gaz, tu che sei giurista come me, cultore del diritto come me, quando si parla di riforma della giustizia, quando si parla del fatto che ci sia un sistema giudiziario che non funziona, che è tutto da cambiare, da ribaltare, queste cose, questo sentimento popolare arriva soprattutto quando si apprende di sentenze di questo tipo, che siano della Cassazione, che siano della Corte Costituzionale. Arrivano queste notizie di queste sentenze che le leggi e dici, bah, ma siamo seri? Cioè sostanzialmente questo lavoratore che era stato licenziato perché si metteva in malattia e poi andava a suonare, a cantare al piano bar, questo licenziamento è stato dichiarato illegittimo in quanto e annullato, in quanto lui soffriva d'ansia e andando al piano bar al posto di lavorare poteva colmare questo suo malessere. Signori, ma siamo seri? Cioè veramente questa è la prova che in questo paese puoi fare tutto il cazzo che ti pare e non ti succede nulla e non hai nessuna conseguenza. Io torno a dire una cosa molto banale, ma non è neanche scontata, perché se un medico sbaglia, paga. Certo. Se un operaio sbaglia, paga. Se un libero professionista sbaglia lavoro, paga le conseguenze. Ma mi spiegate perché un giudice, se sbaglia una sentenza, non paga mai? Cioè, l'assurdità, che poi è da lì che nascono tutte queste notizie allucinanti, è da lì che nascono tutti gli errori giudiziari, perché i giudici in questo paese possono fare esattamente quello che gli pare, possono prendere decisioni a caso, possono mandare in galera per sbaglio una persona per poi liberarla tra 20 anni e poi chiedere semplicemente scusa, se però intanto 20 anni di vita glieli hai tolti, eppure non pagherà mai. Ecco, fino a quando non ci sarà la responsabilità civile nei confronti dei magistrati, questo paese, ahimè, sarà condannato saremo tutti quanti condannati a leggere delle notizie del genere e soprattutto ad aver paura di una magistratura, perché è inutile che poi senti certe dichiarazioni magari di gente indagata che dice però io ho fiducia nella magistratura e nel suo corso, quando in realtà sappiamo benissimo tutti può che accadere nessuno, di tutto, anche se sei completamente innocente non si può mai sapere. E tu dici ho fiducia nella magistratura perché sai che questi qua hanno il coltello dalla parte del manico, ma sai benissimo allo stesso tempo che non puoi avere una fiducia nei confronti di chi può prendere una decisione a cazzo e poi all'improvviso mandarti in galera, rovinarti la vita nel giro di qualche minuto e tra 20 anni poi magari oppure fare scusa. Il contrario, non mandare in galera o annullare cose per chi invece commette atti sbagliati, atti illeciti, possiamo anche dirlo, e poi alla fine non gli succede nulla. Che tra l'altro, cioè, qui più che di errori giudiziari si parla di leggi scritte a cazzo e magistrati che fanno delle interpretazioni magari anche estensive e quindi peggiorano ancora di più la situazione. O no, cugino? Al di là della diatriba legale. Ricordiamo anche certi sindaci, non per forza della Lega, ma anche di altri partiti, anche di centrosinistra, che sono stati mandati in carcere da parte di giudici o magari sono stati anche accusati dai PM sulla base di cosa? Di un articolo di giornale scritto in maniera faziosa o scritto omettendo comunque magari insieme delle prove che da sole logicamente non stavano neanche Ma in piedi. intendi da un giornalista il cui nome fa rima con bavaglio? No, ma non dico, poi ci sono anche quei casi lì,
Però ci sono tanti altri casi magari di sindaci di cui nessuno ne parla, ma anche del PD, non sto dicendo per forza della Lega, che però subiscono una condanna allucinante da parte dei giudici, e poi puntualmente dopo anni e anni si scopre che intanto la carriera è rovinata, perché certo. il caso Infatti, meno male che il governo ha abolito l'abuso d'ufficio. Il caso più recente però anche del parlamentare del PD Esposito, ex parlamentare del PD Esposito, parlamentare piemontese, che è stato condannato da parte dei giudici per turbativa d'asta, insomma adesso non mi ricordo nemmeno i reati, però fatto sta, dopo 10 anni gli ha rovinato la carriera politica, gli ha rovinato la vita, e dopo 10 anni la settimana scorsa è risultato innocente, sono cadute tutte le accuse. Quindi è entrato il PD stesso, l'ha lasciato da solo. Apro e chiudo parentesi. Un po' come su Mauro, magari alla fine si scoprirà che la sua famiglia e lui sono innocenti, Mauro era ormai poi Bombonelli l'ha già... Questo è un po' diverso. Come però, cugino, insomma, vuoi dare questa notizia che Ma so no, che vuoi devi dire la tua darla? opinione, devi dire la tua di Ma più o meno la mia è questa volta è sulla stessa linea di Gaz, quindi non aggiungerei nulla hai capito, Ma hai tu, capito. se tu fossi titolare di un'azienda e un lavoratore ti dicesse devo mettermi in malattia ma poi vado a suonare i piano bar perché soffro d'ansia, tu come lo tratti un lavoratore così, cugino? Ovviamente la prima reazione sarebbe quella di licenziarlo, ma anche per giusta causa. Ma se fossimo negli Stati Uniti, tutto il lavoratore dice ok, you're fired, come dice Basta, Trump, e via. you're fired e vai fuori dai coglioni. Qua invece, perché devono sempre trovare dei modi per difendere chi non merita di essere difeso? Come gli occupanti delle case. No, le case non si occupano, però, sai, magari sono persone con dei disagi, quindi poi arriva la sentenza che dice se c'ha particolari disagi, c'ha 3 figli disabili, allora va bene che occupi le case. No! Se una cosa non si fa, una cosa non si fa. Perché in questo paese è così difficile far rispettare le norme? O comunque ci devono essere sempre delle norme e sottonorme che rendono impossibile la giustizia? Perché? Vabbè, signori, chiudiamo questo capitolo, se non vuoi aggiungere nient'altro. E poi questa notizia la vuoi dare da 3 settimane? Questa notizia la voglio dare da 3 settimane, ma arriviamo sempre alla fine delle puntate che manca poco tempo e non riesco mai a darla. Finalmente la posso dire. Ollolai, siamo in Sardegna. Ollolai, non so se siete mai stati nello splendido comune di Ollolai. Se ci sono degli ascoltatori che ci ascoltano da Ollolai, sono pregati di intervenire. Ollolai, case a €1 per gli americani in fuga dagli USA dopo la vittoria di Trump. L'iniziativa è stata lanciata dal sindaco Francesco Columbu. Tra l'altro mi fa ridere che anche nei cognomi normali bisogna aggiungere la U per renderlo lui sardo. si chiamerebbe Francesco Colombo, nato a Milano, però si è trasferito là e è diventato Columbu. L'iniziativa è stata lanciata dal sindaco Francesco Columbu con l'obiettivo di ripopolare il comune in provincia di Nuoro. È ora di iniziare a costruire la tua fuga europea nello splendido paradiso della Sardegna, recita lo slogan della campagna, rivolta a potenziali nomadi digitali o aspiranti proprietari di case statunitensi. Case in vendita a €1 per gli americani che vogliono lasciare gli USA dopo la vittoria di Trump. Bravo, Quante volte, Gazza, abbiamo detto tutti questi americani, tutta questa gente, soprattutto di sinistra, che quando la destra vince le elezioni dicono noi vogliamo emigrare, ce ne vogliamo andare. Il popolo sardo si dimostra accogliente anche in questo caso, no? Quindi venite in Sardegna, comprate una casa a €1 e poi fate i lavoratori nomadi in smart digitali, working dagli Stati Uniti, eccetera. Io penso che spero che portino la connessione ad internet in quei posti, non so sì, se... ma speriamo che arrivino tanti americani, che portino sviluppo, che facciano un po'... te immagini la prossima Silicon Valley sarà in Sardegna. Ollolai diventerà gemellata con gli Hawaii, mettiamola così. La prossima Silicon Valley, la prossima Apple, la prossima Microsoft nasceranno tu ci nel ridi, territorio sardo. Ci ridi degli scherzi, ma magari può succedere. Però sai, ma se succede questa è una grande mossa, cioè, di una lungimiranza, una creatività politica di questo sindaco, c'è solo da applaudire. Assolutamente sì. Bene, signori, siamo giunti
anche purtroppo questa settimana, alla fine di questa splendida, devo dire, una puntata che dopo la puntata di settimana scorsa è filata liscia, abbiamo anche avuto dei bellissimi interventi da casa. Devo dire, io personalmente sono molto soddisfatto e spero che questo clima si possa ripetere anche settimana prossima, che in teoria, poi ci confermeranno dalla redazione, se non ci cancellano il programma, dovrebbe essere l'ultima puntata del 2024 dei Barbe Eleganti, prima di iniziare il 2025, in cui sarà il 4º anno di fila che i Barbari Eleganti potrebbero rovinare su questa emittente radiofonica. Che dramma. Tu pensa, quando abbiamo iniziato non avevo idea che saremmo arrivati al 2024. Anch'io. Figurati arrivare al 2025. Anch'io con una reputazione ormai compromettente, sì, compromessa. ormai totalmente andata. Vabbè, è andata. Quindi signori, noi adesso vi lasciamo con la canzone che è arrivata al primo posto dello Spotify Wrapped, orgoglioso, del qui presente Matteo Gazzola. Cugino, salutiamo i nostri ascoltatori, grazie per averci seguiti, a settimana prossima e come sempre viva i piedi!